Giovani, buonasera e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, io, a me viene da ridere perché è una cosa incredibile. Ora sono tutti con Calzona, perché naturalmente abbiamo pareggiato con il Barcellona e quindi sono tutti con Calzona, quindi le scelte che farà Calzona vanno tutte bene. Premessa però, iscrivetevi al canale che entro fine anno vorrei arrivare ai 7k. I 7k, voglio. Quindi forza, sappiamo, so che siete bravissimi, quindi vi dovete iscrivere al canale perché il 70% che guarda questi video non è iscritto al canale, non ti costa nulla, quindi ti iscrivi e mi fa un grandissimo piacere, soprattutto il tasto like e il commento per farmi sapere cosa ne pensate voi di questa situazione. Allora, ragazzuoli, avete visto, no? Cosa è successo con Kvara dopo che è uscito contro il Barcellona? Già si stanno facendo i titoloni, addirittura, se non sbaglio, il Corriere dello Sport se ne è uscito questa mattina con Calzona mette fuori rosa Kvara. Calzona farà sedere Kvara in panchina per diverse partite perché non gli è piaciuto il suo comportamento. Cioè, ragazzi, siamo nel ridicolo qui. Qui siamo nel ridicolo e io continuo a ribadire che il male del Napoli sono quelli che leggono ancora i giornali, quelli che credono a queste stronzate, scusatemi la parola, ma quelli che credono a queste cagate non meritano di parlare o di scrivere sui giornali. Ho capito che dovete vendere i giornali perché la carta stampata oramai non va più, perché è tutto digitale, però noi continuiamo ad abbattere alberi perché giustamente dobbiamo fare uscire i giornali, perché non siete buoni a farvi l'abbonamento di un mese che costa €1, voi pagate €1, vabbè, tralasciando, andiamo avanti. Scusatemi, piccola mia riflessione. Allora io dov'è che io mi arrabbio, no? Perché vedo molti che dicono Calzona ha ragione, Kvara non ha rispetto, Kvara si deve imparare, Kvara si deve fare la panchina, l'Instorm è più forte di Kvara e lo ha dimostrato quando è entrato con il Barcellona. Allora, ma voi vi state rincoglionendo? No. Domando, voi, col vostro cervello, lo collegate alla bocca prima di parlare o aprite per dire stronzate? Scusatemi nuovamente. Perché? Perché io dico no? Allora, Kvara è stato quello che ha tenuto la banda, ma boh, è quello che si è fatto più culo, va bene? In questa stagione. È l'ultimo che ha sempre mollato. Perché è l'ultimo, è l'ultimo. Basta guardare la partita contro il Genova in casa. È l'ultimo che sputa il sangue in mezzo al campo. Kvara ha una caparbietà allucinante in mezzo al campo. E voi gli andate contro perché contro il Barcellona gioca da solo, non passa la palla. Togliamo Olivera, togliamo Caiusto e mettigli Mazzocchi o Mario Rui e a fianco ci metti Traoré. Ti faccio vedere Kvara come passa la palla. Ti faccio vedere come Kvara non debba superare 3/4 avversari tutte le volte che deve andare a fare un cross o deve rientrare sul suo piede. Vediamo? Scommettiamo? Che poi non ti vai più a lamentare? Cioè ragazzi, ma voi state sputando nel piatto dove avete mangiato. Il giocatore più forte della Serie A, Kvara. Vabbè. Ci avete da ridire su Kvara e non ci avete da ridire su Osimhen, perché Osimhen ha segnato contro il Barcellona, quindi Osimhen l'ha fatto santo perché ci ha fatto pareggiare contro il Barcellona. Kvara si è preso mazzate dall'inizio alla fine di tutti i 60 minuti, se non sbaglio 60 minuti ha giocato contro il Barcellona. E io devo sentire ha fatto bene a toglierlo perché non merita di stare in campo. Ah, faccia e do cazzo, cioè voi cambiate, ci sono alcuni tifosi che cambiano umore in base alla partita. Se il Napoli, vabbè, perdeva contro il Barcellona 1-0, 2-0, 3-0, quello che era, sarebbe stato subito Calzona out. Vabbè, ma siccome abbiamo pareggiato, no? Abbiamo pareggiato, mo tutti a dire, dobbiamo seguire quello che dice il mister Calzona. Ma voi vi siete mai fatti due domande? Ma noi abbiamo mai seguito quello che diceva Mazzarri? Perché noi ci siamo limitati a dire, il 3-5-1-1. In quel momento il Napoli poteva giocare solo in quel modulo, il 3-5-1-1, senza Osimhen, senza Anghissà. Ecco, chi giocavi? Se gli avevano tolto sia Dem e sia Gaetano? Perché poi dobbiamo guardare pure questo. E addirittura oggi si parla di un nuovo reinserimento di Zielinski
in rosa dal primo minuto. Dal primo minuto già contro il Cagliari si parla già di Zelinski subito al suo posto, al posto di Cajuste. E a me va benissimo, per l'amor di Dio, perché sappiamo che Zelinski è forte, è molto più forte di Cajuste, però io mi domando, ma se noi dobbiamo puntare al futuro che si chiama Traoré, che poi dovrei andare a riscattare, se lo riscatti, perché poi bisogna vedere, se noi andremo a riscattare Cajuste, perché non è detto, scusatemi, Traoré, non è detto che poi andremo a riscattare Traoré, però se noi non lo facciamo giocare questo ragazzo, il minutaggio non lo metti, a vedere non lo vedi, col Barcellona è entrato bene, ha fatto vedere il suo, basso, corto, mettici Kvara insieme a Traoré, vediamo cosa succede su quella fascia. Come detto, io sento dire Olivera è stato il migliore in campo, Olivera ha marcato un ragazzino di 16-17 anni, cioè, e non ha mai usato ad andare in attacco, si è sempre rimasto lì, poco più del centrocampo è andato Oliveira. Kvara è solo, e poi gli mette a fianco Cajuste, cioè, fatevele due domande, ma fatevele, ve le dovete fare. In effetti al centrocampo, quando è entrato Traoré, con l'Istorm, su quella fascia ci abbiamo giocato. Perché? Perché Traoré non ha paura di portare la palla. Stessa cosa per l'Istorm, ma è la stessa cosa per Kvara. Kvara non ha paura, Kvara quando punta. Però non vi siete lamentati di Politano che tutta la partita andava a destra, ritornava indietro, passaggio indietro, andava in avanti, ritornava sulla sinistra, cross sbagliato e si ritornava indietro. Però su Politano dobbiamo stare zitti, io non so come mai. Politano io penso che sia il giocatore più scarso che abbiamo in rosa, parere mio personale, se sbaglio non ve la prendete, ma io la penso così, è 100.000 volte meglio Lindstorm su quella fascia che Politano, Cioè, mi stanno facendo rimpiangere Lozano, che almeno Lozano puntava all'uomo, lo saltava e si pigliava punizione. Cioè, Politano aspetta sempre Di Lorenzo. Poi mi sembra la stessa cosa. Aspetta Di Lorenzo. Cioè, una volta, cazzo, Cristi Dio, entra tu dentro. Quindi questa cosa di andare contro Kvara, cioè, mi dà proprio fastidio, addirittura potrebbe saltare le partite per cattiva condotta. Cioè, ma allora Osimhen non dovrebbe nemmeno più giocare per quello che ci ha fatto. Zelinski nemmeno lo dovrebbe vedere il campo con il Cagliari, quindi ma di cosa vogliamo parlare, Pensate con la vostra testa, non con quella dei giornalisti, che vi fregheranno sempre, Poi se però Kvara entra, fa il partitone, vedi Kvara deve giocare sempre titolare, non fa niente, ragazzi i campioni sono così, il campione quando tu lo vai a sostituire non vuole mai uscire dal campo, mai, a me quello mi piace, che quando esci tu ti incazzi perché hai fatto una partita di merda e ti hanno cambiato, quella lì sta la cattiveria del giocatore. Però tenete presente, non avrà salutato il mister e qui ha sbagliato, perché qui è una mancanza di rispetto nei confronti del mister, però si è andato a mettere in panchina, non se n'è andato in tribuna negli spogliatoi a farsi la doccia, si è messo lì, in panchina, seduto. Quindi quando io sento dire non ha avuto rispetto, era incazzato. Ragazzi, ma il Napoli sta passando un periodo tra due allenatori cambiati, ma di che stiamo parlando? L'ambiente Napoli non è sereno. Se poi vogliamo fare il gioco dei giornalisti, facciamolo. Io apro il video e dico: oh, Kvara si deve fare 3 mesi di panchina perché è uno stronzo, perché non ha rispettato i compagni di squadra. Però Osimhen ci ha fatto pareggiare, quindi stiamo zitti perché se poi Osimhen, tanto Osimhen andrà via. Andrà via comunque, Questo Napoli è da prendere e da rifondare, coi soldi di Osimhen, di Kvara, di chi andrà via, perché senza Champions League Kvara non ci rimarrà a Napoli. Senza mondiale per club non ci rimarranno a Napoli, i campioni. Ma comunque, fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Sempre e comunque forza Napoli,